Quest'anno troveremo una cinquantina di espositori, tra cui dei vivaisti dove potrete trovare delle piante, dei fiori, degli ortaggi da impiantare, visto che ormai siamo verso l'estate e troverete un po' di tutto. Ci aspettiamo il bel tempo sinceramente e che arrivi molta gente, la gente ha voglia di muoversi e speriamo che arrivi insomma anche a Follina. Questa mattina c'era solo stranieri che giravano, è amata da tutto il Veneto, vedo da molti anni che organizziamo questi mercatini e anche quelli di Natale, che è appetibili a tutti insomma. I benefit che di solito portano tutte le manifestazioni che si riferiscono al territorio e cercano di tenere alto appunto il senso di vivere magari anche in maniera lenta ma in maniera così a misura d'uomo queste nostre zone che sono veramente preziose e che raccolgono consensi non solo in Italia ma anche dall'estero. Finalmente ripartiamo dopo 2 anni di Covid, una crisi anche perché nonostante questi 2 anni adesso stiamo vivendo la crisi dell'Ucraina che sta mettendo un po' in difficoltà non solo le aziende ma anche le persone, però finalmente ci troviamo qui di nuovo a questi mercatini a festeggiare tutti insieme una ripartenza che è importante anche dal punto di vista turistico, soprattutto a Follina e nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene. I numeri sono numeri incoraggianti che ci vedono sempre in prima linea per quanto riguarda la promozione del territorio, quindi anche la giornata di oggi è importante. Desidero ringraziare anche il Comitato Festeggiamenti per i lavori e tutti i volontari che hanno con la loro disponibilità fatto sì che oggi si possa inaugurare questa ennesimo evento. Sempre bello vedere un paese che rivede la luce, una comunità che guarda la luce e quindi riprende le sue normali attività, attività che devono essere considerate un plauso per noi, per gli amministratori, perché portano con sé la valorizzazione e la promozione di questo importante territorio. Mi piace sempre ricordare che dietro dei volontari ci sono delle persone che si dedicano agli altri, che si donano e quindi che dedicano tutto il loro tempo ma anche il loro amore a ciò che fanno e al rendere più fruibile per chi viene una visita in modo tale che rimanga anche emozione.